birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. We asked for signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still could ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. You can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march, there is no drum. Every heart to love will come, but like a refugee. That still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Perfect offering.
thought we'd meet. You kiss my lips, and then you're gone. And I'm back on Boogie Street. A sip of wine, a cigarette, and then it's time to go. I tidied up the kitchenette, I tuned the old that we knew, the rivers and the waterfall, wherein I bathed with you, bewildered by your beauty there. I'd kneel to dry your feet. By such instruction you prepare a man for Boogie Street. Oh, crown of light, oh, darkened one, darkened one. Never thought we'd meet. You kiss my lips, and then it's done. And I'm back on Boogie Street. So come, my friend, be not afraid. We are so lightly here. It is in love that we are made. In love we disappear. Though all the maps of blood and flesh are posted on the door, there's no one who has told us yet what Boogie Street is for. Oh, crown of light, oh, darkened one, darkened one. I never thought we'd meet.
are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. Masterpiece, and maybe I had miles to drive. Quando hai scoperto di essere ammalato? Ho scoperto questa malattia nel novembre-dicembre del 99, in seguito a delle analisi fatte agli ospedali di Cagliari. Eri appena tornato dalla missione nei Balcani? No, ero tornato da circa 5-6 mesi. Ero tornato i primi di giugno, dopodiché ho effettuato dei corsi. Alla fine di questi corsi ho avuto i primi problemi, diciamo, delle sudorazioni, stanchezze, tutte patologie annesse a questa malattia. Questo ragazzo ha chiesto di restare anonimo, è uno dei volontari della missione italiana nei Balcani. Ha prestato servizio per alcuni mesi in Macedonia, a Skopje. Oggi lotta con successo contro un tumore, un linfoma Hodgkin che ha scoperto un anno fa. Hai paura di essere venuto a contatto con il rischio uranio impoverito durante la tua missione nei Balcani? No, io non ho mai avuto un contatto fisico con elementi di queste bombe all'uranio impoverito. Durante quel periodo dall'Italia tante proteste per la guerra, tante proteste soprattutto sugli aeroporti militari da dove partivano i caccia americani. Voi li vedevate partire e noi li vedevamo, diciamo, arrivare, cioè, ci passavano sopra e andavano ad effettuare le loro missioni sui punti stabiliti, anche se noi stavamo in linea d'aria a 100-200 chilometri. Che cosa chiedi all'esercito e al Ministero della Difesa? Ma chiedo soprattutto che l'esercito e il Ministero della Difesa tuteli soprattutto noi militari affetti da queste tipologie di malattie, nel senso che questa malattia ha una durata di convalescenza, diciamo, abbastanza lunga. E il rischio è che non ci venga riconosciuta una causa di servizio e che in seguito ai 2 anni veniamo congedati. And quiet is the thought of you. Valerie Melis kommt von der täglichen Bestrahlung zurück. Leber, Milz, die inneren Organe. Mittwoch stand es in der Lokalzeitung. Wenn er geheilt ist, will er ins Kosovo zurück. Stolz zeigt Vater Dante ihm den Artikel. Der junge Zeitsoldat kämpft gegen eine lebensbedrohende Erkrankung des Lymphsystems. Faustgroß wölbte sich der Knoten am Hals. Questa radioterapia è seguita a 8 mesi di chemioterapia che ho terminato nel mese di agosto. Poi di conseguenza non era bastata per completare la guarigione, ho dovuto subire altri 3 cicli però di radioterapia. Valerie Melis ist ein Gesicht hinter dem sogenannten Balkan-Syndrom, einer von 30 Fällen, die das italienische Verteidigungsministerium untersuchen lässt. Assolutamente niente, cioè nel senso che dell'uranio impoverito e di questi proiettili non ho mai saputo niente, fin quando non le ho sapute appunto dai giornali.
An die gemeinsame Zeit mit einem Bundeswehrkameraden hat der 23-jährige Sarde die besten Erinnerungen. Ob der jetzt im Einsatz oder in Deutschland sei, wisse er nicht. Sogar die Uniform habe man ausgetauscht. Glaubt er, dass er Risiken ausgesetzt war, ohne es zu wissen? Non lo so. Sicuramente se avessi saputo del possibile rischio di essere anche in qualche modo contaminati, sicuramente avrei preso delle precauzioni successive. E in Italia preoccupano altri 2 morti sospetti. Un ufficiale 28enne è morto con un tumore alle linfoghiandole nel 97 nel Bolognese. Era stato in missione in Bosnia e a causa dei sintomi della malattia era tornato in Italia prima degli altri soldati del contingente. E un altro ragazzo, un sergente alpino della brigata taurianese, è morto a 27 anni in ottobre a Padova con un tumore, anche lui era stato in Bosnia. Altre 2 morti sospette. E notizie da Parigi: 4 soldati francesi che hanno prestato servizio nell'ex Jugoslavia sono ora ricoverati per leucemia. Anche Olanda, Turchia e Bulgaria hanno deciso di sottoporre a test medici i militari che hanno fatto parte del contingente di pace dell'ONU in Kosovo. In Italia il Piemonte ha avviato la prima inchiesta epidemiologica su militari e civili. Ma nessun legame tra esposizione all'uranio impoverito e tumori del sangue è stato provato. Per trovare una relazione, secondo gli oncologi Monfardini di Padova e Tirelli dell'Istituto Tumori di Aviano, bisognerebbe avviare studi epidemiologici e sapere se tumori sono stati riscontrati nella popolazione giovanile locale di Kosovo e Bosnia. I proiettili all'uranio sono armi legali, ha detto oggi il portavoce della NATO Mark Letti, replicando all'ipotesi che l'Alleanza Atlantica proibisca l'uso di queste munizioni perché pericolose. Finora sappiamo che gli effetti radioattivi sono trascurabili, ha concluso il portavoce, e anche il presidente della Commissione europea Romano Prodi si è espresso a favore della loro messa al bando. È chiaro che se vi è solo un minimo rischio, queste armi devono essere abolite. Martedì decideranno il Consiglio Atlantico e il Comitato Politico della NATO in una riunione ormai attesissima. Sono 2 le inchieste sulle presunte contaminazioni da uranio impoverito. Una l'ha aperta poche ore fa la magistratura ordinaria, l'altra, di competenza della Procura Militare, è cominciata nel gennaio scorso sulla base di 5 denunce da parte di militari italiani che hanno prestato servizio nell'ex Jugoslavia. Al momento nessuna ipotesi di reato, ancora solo un monitoraggio preliminare. 6 i militari morti per tumore sui quali si indaga e almeno 30 i casi sospetti. I generali erano a conoscenza della pericolosità dell'uranio impoverito e hanno avvisato i soldati? C'erano state delle indicazioni nel senso della massima cautela. Se furono poi avvertiti i soldati, lo vedremo. Lei distingue tra presunta contaminazione in Bosnia e in Kosovo? Negli ultimi giorni è emersa anche l'eventualità che ci fosse stato un uso di proiettili a uranio impoverito anche in Bosnia, circostanza che per la verità non era emersa nella prima fase. E tra i casi sospetti di cui si sta occupando la Procura Militare di Roma c'è quello di Valery Melis, 23 anni, caporal maggiore dell'esercito. Melis, impiegato in Macedonia lo scorso anno per diversi mesi, oggi lotta contro una grave forma di linfoma. 2 notti che dormo male, soprattutto perché penso all'ultimo caso venuto fuori di un militare che purtroppo è deceduto a novembre di leucemia. Anche lui come me era in missione, è rientrato, pochi mesi dopo si è ammalato, ho saputo che anche lui stava curando da circa un anno e poi purtroppo non è riuscito a continuare. Valery Melis arrivò in Macedonia nel marzo 99, proprio quando cominciarono i bombardamenti della NATO. Io ero nelle vicinanze del confine col Kosovo. Gli americani in quel periodo hanno bombardato soprattutto quelle zone, la pioggia e il vento, che potrebbero aver portato le polveri anche nelle nostre zone. Poi il ritorno in Italia e dopo qualche mese la malattia.